La gran parte dei centri residenziali del Veneto ha posti vuoti. Perché? Perché c'è la crisi economica e l'ha evidenziato anche la ricerca. Stiamo assistendo drammaticamente al fatto che la disoccupazione femminile sta riportando in capo alle donne di casa la gestione degli anziani non autosufficienti. La non autosufficienza in Veneto tra nuovo piano sociosanitario, medicine integrate, assistenza domiciliare. Cambiano i livelli assistenziali, ma rimane il problema delle risorse in Veneto. Sono 130.000 gli anziani non autosufficienti, 35.000 i disabili. Molti di questi non hanno ancora ricevuto l'assegno di cura, che oggi ha cambiato nome ed è diventata un'impegnativa per l'assistenza domiciliare. Siamo al 3 di marzo e la Regione Veneto non ha ancora chiuso il bilancio, non ha ancora previsto il bilancio per il 2014, quindi le risorse che sono legate al bilancio è chiaro che non vanno utilizzate. Con FNP Cisla, linea diretta, oggi il punto su come vengono spesi i soldi, dall'ospedale al territorio, e così la casa di riposo è destinata a diventare sempre di più un centro diurno, fino alla residenza di comunità. A Padova sono già una trentina. Facciamo quello che si dice la residenza di comunità, nel senso che ciascuno ha la sua casa, però vicino uno agli altri. Vuol dire che l'infermiere, invece l'infermiere di territorio, invece di fare un giro di 10 km, farà un giro di 10 metri.